dei problemini tecnici, ma a fine corso sicuramente li abbiamo risolti, come sempre. Alcune notizie tecniche. La prossima riunione di corso, partiamo da questa, sarebbe fissata il 25 di febbraio, che però è anche l'ultimo di Carnevale. Quindi io mi rimetto a voi, ecco, io non so se avete impegni con i figli, dovete fare qualcosa di particolare il 25, ecco, era per capire se spostarla o se mantenerla. Nessuno ha problemi il 25, quindi la teniamo allora. Ok. Seconda cosa, abbiamo mandato, ricordate, la newsletter e anche qualche messaggio. C'è la fiera di Piacenza a Bimela, che è una fiera interessante perché espongono, oltre ai convegni sui temi dell'apicoltura, ma espongono molti produttori, Jordan, un po' tutti, insomma, la Lega, eccetera, produttori di materiale apistico, arni, polistirolo, in legno, c'è un po' di tutto. Noi, sapete, ve l'abbiamo anche scritto, organizziamo un pullman che parte da Vicenza, poi probabilmente raccoglieremo qualcuno a Verona, però se siete interessati a partecipare, si parte il sabato 7, 8, non mi ricordo, comunque il sabato, ed è la giornata di sabato, si parte al mattino e il pranzo è libero, quindi ci sono gli stand, o panini o quello che volete, e entriamo in fiera insieme, procuriamo noi i biglietti e poi chiediamo una quota di partecipazione per il pullman e per il biglietto. Vale la pena, ecco, per chi si è interessato all'apicoltura, anche per vedere le cose che ci sono. Non è vincolata ai soli apicoltori, lo dico, cioè se qualcuno vuole venire col moroso, morosa o con i figli non ci sono problemi, cioè basta che ci sia la disponibilità del pullman, per cui c'è dei posti liberi, per cui io vi invito, ecco, magari a chiamare Giovanna e a dare l'adesione a chi è interessato, in maniera che vediamo come organizzarci. Per chi invece pensa di iniziare l'attività di apicoltura realmente con le api, in queste settimane, siccome i nuclei di api non è che li abbiamo, cioè li dobbiamo prenotare, ditecelo, magari lo dite appunto a Giovanni Stella o chiamate in associazione a Giovanna, noi di Giovanna, se siete intenzionati prenotateli in maniera che dopo li procuriamo appunto per quando è il momento. Questa serata la dedichiamo a uno dei drammi che ogni apicoltore ha, ed è la sciamatura. Non sarà lunghissima, per cui c'è molto spazio anche dopo per fare le domande. Lo dico che è uno dei drammi che ha soprattutto il giovane, non in senso di età, ma ecco, il giovane di esperienza apicoltore, perché dopo aver allevato una famiglia d'api o più di una, averla vista crescere, che è pronta per la raccolta del miele, a un certo punto vede questa nuvola di api che se ne va via, quando è fortunato a vederla, che così vede dove arriva, ma spesso, è capitato anche a me, si trova di fatto una casetta di api che prima era stracolma di api, pronta a portare dentro tutto il nettare possibile e trasformarlo in miele, all'improvviso se la trova più che dimezzata e non capisce dove sono andate le api, e quando è fortunato le ritrova, quando aspetta un po' se ne vanno molto lontano e non le trova più, e la stagione ovviamente è compromessa. Però ne parlerà bene seguendo un po', ecco, queste slide che poi, come le altre volte, metteremo nel sito per chi non ha potuto magari partecipare stasera, o anche per un ripasso per tutti voi. Iniziamo con... c'erano altre cose da dire? Chi si iscrive per tempo, poi basta.
vabbè, che si iscrivono per tempo, per gli sciami, per i nuclei e per api mail. Andiamo a organizzare il pullman. Sì, sì, ma E poi quando è pieno? Vai. È pieno il pullman. Pullman. Diversi imposti. vediamo se riesco a trovare. Sì, partiamo un po' dalla diapositiva. Il tema della serata è la sciamatura. Intanto vediamo un po' cos'è, poi vediamo un po' come si riesce un po' a gestirla. Come diceva appena adesso, è un po' la croce delizia degli apicoltori, un po' per gli hobbisti che vedono che la famiglia bella e popolosa da un momento all'altro si spopola e non sanno il motivo. Ancora di più per chi fa il professionista, perché sono mesi che accudiamo queste famiglie di api e poi ci troviamo con famiglie spopolate che hanno sciamato e che per quella stagione non fanno più miele e il danno economico è abbastanza importante. Innanzitutto la sciamatura cos'è? È il fenomeno che utilizzano le api per moltiplicarsi. Api che non sciamano non esistono perché è la cosa più naturale che loro possono avere. Sarebbe contro natura avere delle api che perdono questo istinto. Noi possiamo capire quali sono i fenomeni che fanno sì che le api sciamano, possiamo gestirle in qualche modo, ma inevitabilmente sono comunque degli animali selvatici. Che loro questa cosa se la porteranno sempre dietro. Lo sciame cos'è? Questa foto che vediamo è uno sciame. Praticamente il fenomeno della sciamatura consiste che in una famiglia ben popolata, quando sentono il bisogno di moltiplicarsi, incominciano l'allevamento di una nuova regina. Quando che questa nuova regina è in procinto di nascere, gran parte delle api giovani con la regina vecchia escono dall'alveare e fanno questi grappoli qua che vediamo. Solitamente si apprendono una pianta nelle vicinanze anche di quella che è la casetta da cui sono uscite. Al contrario di quello che facciamo noi esseri umani, che è sempre il giovane che esce di casa, e le api fanno l'esatto opposto. È la regina vecchia che se ne va e in cerca di nuove speranze e lascia la nuova nella nuova casetta dove è tutto ben comodo, tutto è già fatto. È un fenomeno un po' insolito anche questo, però insomma fa parte di quelle che sono le stranezze dell'apicoltura. Ci sono dei segnali che con un po' di anticipo fanno capire che la famiglia vuole moltiplicarsi, che vuole sciamare. Innanzitutto l'allevamento delle celle da fuco. Chiaramente, siccome la famiglia che sciama fa l'allevamento della nuova regina, devono esserci maschi anche per poi fecondare questa nuova regina. E quindi già da un bel po' di tempo, già da un mese, più di un mese, hanno già cominciato l'allevamento delle celle da fuco. Dal momento in cui la regina mette giù l'uovo da maschio ci vogliono 24 giorni perché nasca, poi almeno 2 settimane perché diventa maturo sessualmente e quindi i conti sono di 40 giorni, un mese e mezzo quasi. Quando che incomincia a esserci una popolazione di maschi abbastanza sostenuta, solitamente nelle nostre zone è metà aprile, e quello lì è il periodo più difficile per tutti gli apicoltori, perché lì l'allevamento delle celle reali incomincia da un momento all'altro. In questa foto vediamo quel che è una cella reale. Nella parte bassa del favo, dove c'è il puntino con laser, quella è una cella. Praticamente cos'è che fanno? La regina depone in un cupolino, che è una cella più grossa del solito, depone un uovo. La famiglia che ha deciso di voler sciamare incomincia ad alimentare questa covata con della pappa reale e la sviluppa in queste celle. Queste qua sono appunto delle celle reali che da dove nasceranno le nuove regine. Quando incominciamo a vedere l'allevamento delle celle, vuol dire che la famiglia ha già incominciato la voglia di sciamare.
è una famiglia che va accudita abbastanza con attenzione. Cos'è che innesca la volontà di voler sciamare a una famiglia? Innanzitutto deve essere molto popolosa. Una famiglia scarsa che sciama è il segno che la regina era scarsa. Può capitare magari una ogni tanto che fa la stupida, perché insomma sì, sono anche loro degli animali, non sono delle macchine, però solitamente sciamano solo le famiglie più belle, quelle molto popolose che hanno tante api vecchie, che hanno una forte capacità anche di bottinare, quindi portano a casa tanto nettare fresco che va a intasare quel che è lo spazio per la regina di mettere giù le uova. Infatti spesso viene indicato uno dei motivi per cui la famiglia sciama quello che ha poco spazio nel nido. Aggiungere folliceri, fare in modo che le famiglie costruiscono nuovi favi e che la regina abbia sempre spazio per la deposizione è un ottimo metodo per far sì che le famiglie non vogliano sciamare. Una famiglia che vuole sciamare, un segno molto visibile a occhio nudo anche dell'apicoltore inesperto, è che fa la barba. Qua vediamo che ci sono delle api ferme davanti, alle volte ne vediamo molte di più anche, come quasi fosse luglio-agosto, quando le api hanno tanto caldo. Lì abbiamo una grande massa di api che sono lì oziose, che non fanno niente. Quella è una famiglia che aspetta solo che nasca la regina nuova per sciamare. Nel momento in cui la famiglia decide di sciamare, cosa succede? Che sentono che nelle celle reali che hanno allevato è quasi pronta a nascere una regina nuova. Queste regine che stanno nascendo sono fetenti perché comunicano tra di loro che sono pronte a nascere, e quindi la regina è presente nel nido e queste regine cominciano a comunicare tra di loro. Quando la regina vecchia sente quella nuova che sta nascendo, se ci sono le condizioni buone parte lo sciame. Esce la regina vecchia con tutte le api giovani che la seguono e se ne va. Dopo che la famiglia è sciamata, dopo anche un giorno, 2 giorni, dipende un po' dalle condizioni meteo, nasce la nuova regina dal cupolino in cui è stata allevata e che poi farà il suo corso naturale. Sì, ecco, siccome ci sono più celle, quelle che vengono allevate, solitamente la prima regina che nasce va a uccidere le altre celle. Cos'è che fa? Questa regina comincia a chiamare le nuove regine che devono nascere e quando queste gli rispondono, lei va là con i denti e rompe le celle in cui stanno allevando quelle nuove. Sono molto spietate in questo. A noi capita spesso volentieri quando facciamo l'allevamento delle celle, che noi facciamo le regine, capita qualche cella che per sbaglio ci scappa e si vede subito 15, 20, 30 celle che erano in allevamento tutte mangiate. Incomincia dalle più vecchie, che sono quelle che rispondono subito al canto, e poi vanno a quelle che gli manca più tempo a nascere. Comunque in un paio d'ore ti fa piazza pulita. In più la Vergine che è appena nata si fa anche molto fatica a vedere perché è piccola, ha l'addome molto fatto come una picca fatta a punta e che si scambia facilmente con tutte le altre api anche. Quindi ci vuole un occhio abbastanza attento in questo. Questo è un po' la visione di quelle che sono le cause che fanno sì che una famiglia sciami. Dopo nella realtà quello che l'apicoltore può fare è quello di giocare con un po' di anticipo. Ad esempio il livellamento delle famiglie è un ottimo metodo. Uno che ha un apiario con, non so, 8-10 famiglie si permetta quella più bella e quella più piccolina. Allora già per tempo, quando sono a inizio aprile, togliere la covata percolata da quelle più forti e aiutare le più piccoline, fa sì che le famiglie camminano tutte quante con la stessa velocità e sono allo stesso livello.
togliere covata chiusa in più fa sì che ci sia uno scompenso tra quello che è il rapporto della covata chiusa e quella aperta. La covata aperta è quella che fa sentire una regina molto attiva e molto prolifica, e questa cosa disinibisce la volontà di sciamare. Una regina giovane difficilmente vuole sciamare perché trasmette un senso di vigoria molto forte alla famiglia. Una regina più vecchia invece depone un po' più lentina, e quindi le famiglie possono sentire molto più facilmente questo istinto. Noi che abbiamo tante casse da gestire, le regine ce le facciamo anche, le cambiamo quasi tutte ogni anno. Un buon 70-80% delle regine fanno la stagione che hanno 8-9 mesi di vita. Teniamo per 2 anni consecutivi solo quelle che hanno fatto sopra la media. Se poi anche al secondo anno si dimostrano valide, diventano potenzialmente delle madri, se no le cambiamo subito. Lavorare con una regina di una buona genetica e giovane aiuta molto quella che è la gestione delle sciamature. Quest'anno prevediamo delle belle sorprese, perché tanti di voi hanno mantenuto sciami presi chissà dove l'anno scorso, che è stato un anno molto prolifico di sciami. Non hanno cambiato le regine, e quindi sono regine che già hanno sciamato, quelli che si portano dietro questo istinto. Sicuramente se hanno sciamato l'anno scorso, quest'anno non fanno da meno. Quindi attenzione a questa cosa. Ecco, questa foto si vede molto bene com'è una cella di allevamento, però posso dirti, quando fanno le celle nel mezzo del favo solitamente sono famiglie orfane, senza la regina. Quando sono senza regina fanno le celle dove capita, in mezzo al favo, di qua e di là. Anche queste sono celle più piccole, ma sono celle, vedete, è il centro del favo. Qua sicuramente era orfana questa cassa, perché sennò non le fanno in centro, le fanno ai bordi, esatto, nella parte bassa o nel fianco. Lì sicuramente la regina è morta un po' per qualche movimento un po' maldestro dell'apicoltore, perché insomma o la famiglia ha voluto anche sostituirla per qualche motivo. Quindi sì, spesso a volte mi chiamano degli apicoltori quando è aprile maggio, mi dicono: ho la famiglia che fa celle, cosa devo fare? Quello che noi facciamo è di romperle in modo sistematico. Però se ti fanno celle di questo tipo, vai a romperle, ti trovi una famiglia che nel giro di un mese è persa, perché non ha più la capacità di andare avanti. Rompere le celle è il metodo più efficace che ci sia, perché le famiglie non sciamano, ma bisogna farlo con attenzione, sapendo se c'è la regina ancora dentro, perché se la regina è morta sì, non funziona. Comunque torniamo a noi, il livellamento è la cosa che si fa di base come tecnica per la prevenzione delle sciamature. Adesso il resto, però già adesso passando dal recandito si vede quelle che sono le famiglie più forti, quelle più deboli, e tra un mese più o meno si comincia a bilanciarle. Questa operazione dopo va avanti anche tutto il mese di aprile, cioè dalla più forte magari togli 1 o 2 favi, le più piccoline le aiuti un favo alla volta, no, tutti in un colpo. Fai sì che camminano tutti insieme, quelli più belli dai folliceri in modo da dargli spazio che la famiglia si sviluppa e si sfoghi. Se c'è importazione si mette anche il melario, perché se non si mette loro importano grosse quantità di miele, può essere il tarsacco, il ciliegio, e vanno a intasare i nidi, e anche quello occlude quel che è lo spazio per la regina. Fa conto che nel mese di aprile una famiglia normale occupa 8 favi di covata, quindi sono molto spinte anche a deporre covata, quindi bisogna anche essere molto celeri se ci sono le condizioni da folliceri. Il periodo che fiorisce il ciliegio e il tarasacco è un foglio che lo fanno in un paio di giorni, specialmente se uno li aiuta un attimino con un po' di alimentazione, quindi capiamo che i tempi sono... bisogna seguirle le api in quel periodo. E l'ultimo metodo, che già anticipavo, è l'eliminazione delle celle reali.
Noi quando vediamo che le famiglie cominciano a manifestare la costruzione delle celle, ci comportiamo con il controllo sistematico ogni 5 giorni. Che piova, che non piova, ogni 5 giorni cerchiamo di passare tutte le famiglie. Come si fa? Si controlla teleino per teleino, quella leva pian pianino si spostano le api che coprono gli spigoli di favi e si va a eliminare appunto con la leva, si rompono le celle che stanno allevando. Un controllo efficace è quando uno va a rompere i cupolini che hanno solamente l'uovo o malapena una larva con un po' di pappetta. Se si va a intervenire con le celle già chiuse, lì è già troppo tardi perché la famiglia ha già messo le gambe. Appena c'è una bella giornata è destinata a sciamare. Anche se te li rompi le celle, comunque ormai hanno preso una ferra che è molto forte, quindi fai fatica a gestirle. Quindi il controllo delle celle va fatto un po' in anticipo, rompendole ogni 5 giorni non arrivi mai ad avere le celle chiuse e riesci a romperle quando sono ancora in fase di allevamento. È pesante perché insomma in aprile spesso piove o c'è vento, insomma non è facile, però se te ne scappa una sciama inevitabilmente. Però anche quest'anno che tanti apicoltori lì sono sciamate quasi metà delle famiglie, noi ne abbiamo perse 4-5, insomma su qualche centinaia di casse. Chiaro, bisogna un po' rompersi la schiena, se uno fa miele si fa così. Tanti apicoltori che dicono che hanno 1000-2000 casse in realtà tolgono covate in anticipo, hanno famiglie piccoline che sono quasi dei nuclei, tanto miele poi da caccia lo fanno. Ecco, con i grandi numeri funziona in questo modo, poi sono scelte che uno fa. Chi ha poche casette, insomma, gli conviene gestirle in questo modo, secondo me. Anche perché poi appena incomincia a esserci un po' di importazione, che le famiglie sentono che la caccia sta dando, loro smettono subito, sospendono l'allevamento delle celle reali, perdono subito quel che è la volontà di sciamare e quindi le famiglie si dedicano al raccolto e vanno via sui melari. Se viene l'annata buona, gestire le famiglie in questo modo può anche dare soddisfazione, non sempre sarà come il 2019, insomma, abbiamo fatto solo sciami e alimentato le casse. Si spera, dai. Poi se uno anche rompendo le celle ne scappa una che nasce e lo sciame parte, non bisogna spaventarsi, capita a tutti, insomma, in qualche modo. Ecco. Cosa succede? Se uno ce l'ha vicino a casa, vede che lo sciame parte e si attacca a una pianta. Qua è anche fortunato, è abbastanza comodo, quindi spesso va sempre nelle punte delle piante, quindi diventa sempre anche un po' rischioso, insomma. Cosa si fa? Si prende una scala, un cassettino di polistirolo di solito, 5-6 fogli ceri, si scuote la rama dove lo sciame è attaccato e lo sciame cade dentro il cassettino. Se c'è la regina che cade assieme alle api nel cassettino, tempo 5 minuti, tutte le api sono entrate nell'area nuova. Si vede che è una cosa quasi miracolosa perché vedi che tutte quante sentono l'odore della regina che è entrata. Se invece la regina non sei stato capace a farla cadere dentro il cassettino, lo sciame nuovamente si alza, però insomma uno dopo si fa anche la mano nel tempo. In questa fase le api sono talmente docili che non serve neanche la maschera quasi, perché quando escono si riempiono le sacche di miele, perché sanno che devono fare un viaggio abbastanza rischioso e quindi sono talmente gonfie e appesantite da questo che fanno fatica quasi a pungere, quindi Bongianni portava anche il nipote di 8-9 anni a raccogliere gli sciami. Io ho portato mio nipote che aveva 7-8 anni in apiario e come sono salito nel campo e lui si è accorto subito su una piantina meno anche di questa, un butto di acacia, che c'erano sciame. No, c'è uno sciame, vabbè, ok, ho detto, adesso lo prendi tu.
No, io ho paura, adesso lo prendi tu. Ti ho spiegato, senza maschera, senza guanti, senza niente. Mi dispiace soltanto non aver avuto, questo è passato qualche anno, adesso mio nipote fa la quarta al liceo, quindi non aver avuto la possibilità di fotografare per vedere questo bambino che da solo a prendere lo sciame. Non hanno punto né niente, la soddisfazione è stata grande da parte sua perché a 7 anni, 8 anni prendere lo sciame e la prima volta è stata una cosa molto bella. Non sempre le caratteristiche di sciami sono in queste posizioni qua, a volte sono 6, 7, 8 metri in altezza, aggrappati in mezzo a un ramo grosso, quindi questa foto io mi auguro che siano sempre così, anzi mi auguro che non ci siano da prendere sciami, no, che è meglio, però quando in queste condizioni 5 minuti si prende lo sciame, insomma è il tempo di preparare la cassetta e il fumo, se uno vuole fare un po' di fumo, ecco. A volte invece purtroppo sono abbastanza in situazioni difficili e allora comporta un po' più di esperienza. Sì, poi uno con gli anni comincia a vederne un po' di tutti i casi possibili, insomma, con gli sciami. Mi è successo un anno che, cos'è successo? È una settimana che pioveva, quindi anche le famiglie che volevano sciamare non sono sciamate in quei giorni perché sotto la pioggia non escono. Un'ora di sole, noi non abbiamo fatto in tempo a passare a rompere le celle, sono uscite 5-6 sciami tutti un colpo. Cioè, noi eravamo lì e abbiamo visto che 4 sciami si sono uniti tutti assieme e c'era su quella pianta uno sciame lungo 1,5 metri, sono stati 5-6 kg di api. Ho detto sto qua no che lo lascio su quella pianta perché insomma una montagna così di api, solo che alla fine abbiamo passato il pomeriggio io legato sulla pianta e avevamo il cesto attaccato al palo che si è anche rotto e quindi alla fine abbiamo stramaledetto gli sciami, la scaglia e tutto, siamo andati a casa. Però insomma questo è uno sciame che è già lì da un bel po' di tempo, che ha fatto il tempo a costruire cera da un bel po' anche. Sì. Questi che vedete sono tutti lingue di cera costruite naturale e non col foglio cereo, però minimo sto qua già era già qualche mese che era lì. Mi è capitato anche a me una situazione del genere dentro una tomba nel cimitero di Arcugnano e non vi dico quanto ho lavorato per poter liberare una tomba in un canto fra la prima e la seconda lastra. C'ho le foto in macchina fra l'altro, era una cosa simile a questa, c'era 45 gradi fuori, quindi gli operai dell'MCPS, come abbiamo tolto la prima lastra, sono fuggiti, ho lavorato 2 ore, 3 verso sera, poi sono tornato lì la mattina perché la regina non era entrata e la mattina le ho trovate ancora tutte lì, era pieno di miele, pieno macello. È perché il sindaco lì mi ha chiesto di fare un piacere e toglierlo, ma se no meglio lasciarli lì. Comunque per finire il discorso degli sciami quando si prendono, la gestione è abbastanza facile, una volta che sono dentro il cassettino uno può aspettare la sera che sono tutte dentro, puoi chiuderle e puoi spostarlo dove vuoi, poi se ti è uscito dalla pianta davanti alla casetta la mattina vai là o la notte e le sposti, puoi riportarle nella posizione di fianco dove è uscita. Non hanno neanche quel che è l'orientamento fatto e quindi è una cosa abbastanza malleabile. Poi hanno un istinto di far cera molto spinto e quindi basta dargli magari 1 o 2 alimentazioni con un po' di acqua e zucchero, nel tempo una settimana ti fanno il cassettino nuovo. Tutte le cere, tutti i favi già tirati, che sono uno spettacolo da vedere anche. Con l'occasione uno anche ne approfitta e può fargli anche un po' di acido salico gocciolato, quindi quelle poche varrogne che ci sono attaccate su, già le pulisci ed è già fatto anche un buon trattamento. Più difficile da gestire la famiglia da dove è partito. Uno quando vede uno sciame sulla pianta deve capire da dove è uscito, ricomincia a controllare tutte le casette che ha a casa finché trovi quella che è senza api. Lì bisogna poche api, ci sono solo le piccole che sono quelle che a malapena tengono la covata aperta, le api più adulte, più vecchie se ne sono tutte uscite con la regina.
Lì bisogna dare una buona occhiata a quelli che sono i favi, e anche un'occhiata abbastanza facile perché ci sono poche api attaccate su, quindi si vede bene, e bisogna rompere tutte le celle reali che ci sono meno una. Se uno non fa niente, tempo 2 o 3 giorni che nascono anche 2 o 3 vergini, sciama di nuovo, non ci sono più api, ma comunque fa dei sciametti piccoli che li chiamiamo secondari o terziari. Quando succede quelle cose lì, la famiglia fa fatica anche a gestirla perché poi hai vergini dappertutto, quindi entrano in una ferro che non si riesce a gestire. E se invece le rompi tutte, stando attenti che non ne sia già nata una e ne lasci solo una nascere, lì nasce la vergine e poi nel giro di 2 o 3 settimane e cominci a vedere la covata nuova, la regina nuova, che la famiglia ricomincia il suo ciclo vitale. Scusa, ma perché la famiglia che rimane, anche se sono in poche, continuano a fare api, cioè celle per api? Beh, le celle le ha già allevate nel mentre che si allevava, Sì, ma perché ne alleva più di a una. sciamare di nuovo se sono già in poche? È perché nascono simultaneamente anche le vergini Ah, e quindi sono un po' ubriache anche da questa sensazione di avere tante regine nuove e quindi non capiscono più niente e vanno dietro alle prime che nasce anche. Cioè è una cosa abbastanza arcana come fenomeno e quindi è un po' inspiegabile, però loro non è che abbiano molte logiche in tutto questo alle volte. Fanno sciami che non hanno quasi nessuna possibilità di vivere in natura. Sono talmente piccoli che non vanno da nessuna parte. Quindi bisogna stare attenti a questo in modo tale da salvare almeno la famiglia che è sciamata, far sì che poi nel corso della stagione ridiventi nuovamente una famiglia ben popolata come era prima. Se non si fa niente e partono 2 o 3 verginette e spesso e volentieri dopo un mese si trova anche la regina orfana o fucaiola che è persa. Spesso e volentieri quando è fine maggio, primi di giugno, tutti quanti mi chiamano che vogliono delle regine perché hanno le famiglie fucaiole che li sono sciamate un mese fa. Quando diventano fucaiole, orfani in quel modo lì, le recupero soltanto dandogli covata da qualche altra cassa di fianco. Cosa vuol dire fucaiole? Fucaiole sarebbe anche sbagliato, noi diciamo fucaiole perché fanno l'allevamento da fuco, in realtà sono figlietrici. Praticamente le operaie che non hanno gli organi sessuali sviluppati come quelli di una regina cominciano a figliare, mettono giù delle uova, da cui nascono maschi perché non sono fecondate. Quindi l'uovo non fecondato delle api e genera solamente un maschio. E quindi vediamo nei favi dove andrebbe la covata sana che sono tutti occupati da covata da maschio. Quelle covate lì non è messa giù da una regina ma dalle api operaie normali che sono diventate vecchie perché quando diventano vecchie incominciano a figliare in questo modo e quindi diventano anche intolleranti nei confronti di una regina nuova. Se noi andiamo con una regina con la gabbietta spesso e volentieri le uccidono perché sono api talmente vecchie che sono anche stressate da questo fatto che non hanno più una regina. E quindi per questo dico attenzione a quelli che hanno sciamato di intervenire subito, così tutto va bene. Poi. Le variabili sono infinite. Momento di pausa, se c'è domande gradite. Allora, la regina vecchia sciama si porta dietro Sì. una certa quantità di api. Sì. Voce po- Nella cassa rimane, tra virgolette, un nucleo con la regina nuova. Ben che vada, cioè, Ben che vada, tutto vada. esatto. Una volta recuperata la regina vecchia, Sì. con una cassetta, quel nucleo ha sempre la regina vecchia che magari l'anno prossimo tende a sciamare sempre con la regina vecchia. E come si riesce a ringiovanire la regina di quel nucleo? La cambi? Si cambia direttamente la regina senza... Sì, te più avanti, c'è tanto quando prendi lo sciame, lasci che costruisca il cassettino, c'è tutti i favi nuovi che deponga tutta la covata che può. Aspetti che nascano le api
da questa covata, quindi aspetti almeno un mese. Se lo fai prima hai tutte api vecchie, quindi aspetti che nascano un nuovo ciclo di covata in questo modo e lì puoi andare semplicemente, uccidi la vecchia con una regina nuova con la gabbietta, le inserisci e fai la sostituzione della vecchia. E le altre la accettano tranquillamente. Sì, diciamo che anche lì hai un 5-10% alle volte di non accettazione, però insomma noi lo facciamo normalmente, insomma cambieremo 3-4-7 regine all'anno, insomma così si fa. La gabbietta viene una gabbietta di plastica con delle uscite che sono tappate da un po' di candito. Ci sono la regina e le accompagnatrici. Nel mentre che viene consumato questo candito dalle api, passano un paio di giorni, ecco che la famiglia sente l'odore della regina nuova e viceversa, e quindi l'accettazione viene facilitata in questo modo. Noi dobbiamo metterci in testa una cosa: quando c'è questo caso qua della vecchia che va via o delle regine nuove che nascono da sciamatura, abbiamo sempre delle casse un po' a rischio a livello di produzione, perché quelle casse lì l'anno dopo sciamano ancora. Allora, una cassa che non un anno una cassa non produce, noi perdiamo, non parliamo del 19, ma parliamo di un'annata normale, 15 kg di miele, 20 kg di miele, si può fare con una cassa, no? 20 kg di miele. Il costo di una regina è pari a un vasetto di miele, quindi conviene sempre sostituire le regine, avere sempre regine fresche, nuove, di annata, in modo che noi in quel modo lì salviamo tanti altri problemi, risolviamo tanti altri problemi. Se noi prendiamo lo sciame, e il sciame, quello che è rimasto sciama un'altra volta, quelle regine lì sono di seconda sciamatura, quelle sono regine che non sono adatte a mantenere una cassa bella, sana, forte, numerosa di api, perché l'importante è che ci siano api dentro. Se la cassetta è vuota, è piccola, non facciamo produzione. Non so se mi sono spiegato. Quindi a volte ma c'è la regina nuova, cambiamola, è il costo di 1 chilo di miele, poco più. Vabbè, allora teniamo la regina vecchia, quella cassa lì non mi produce i 10-15 kg di miele che normalmente si riesce a fare e noi perdiamo 100, 120, 130 euro. Mettiamo in rapporto 120 euro con il costo di una regina che costa... no, perdi anche di più, perché se ti sciama poi ti va fugaiole, perdi la mancata produzione anche la famiglia. Insomma. Sì, manca la produzione della cassa che è rimasta lì, del nucleo e tutto quanto. Quindi bisogna mettersi in testa che dobbiamo avere 2 passaggi che ha fatto Alessio importantissimi, e la bilanciatura. Non so se avete seguito bene il discorso della bilanciatura, per esperienza personale è una cosa importantissima, perché se noi abbiamo le casse bilanciate lavorano tutte quante allo stesso modo. Faccio un esempio stupido, non quest'anno ma per gli anni passati. La Juve era 7, 8, 10, 20 punti più alta delle altre, non c'era più campionato perché diceva tutta sempre la Juve. Se invece quest'anno noi abbiamo 4-5 squadre che sono allo stesso livello e quindi lo scudetto è ancora in ballo per chi lo vince. La stessa cosa è lì, se noi abbiamo le casse bilanciate, quando è il momento giusto, come ha detto Alessio, fra un mese e mezzo, non prima, più o meno, no? Sì, sì, un mese e mezzo, abbiamo delle casse deboli, si può prendere tranquillamente un telaio di covata o percolata. Perché o percolata? Perché diamo meno lavoro alla cassa che dove dobbiamo mettere il telaio, e quindi andiamo a bilanciare, e noi abbiamo le casse tutte uguali, evitiamo saccheggi, evitiamo tante cose. Regine nuove, casse bilanciate è la cosa migliore. Scusa se mi sono permesso. In una condizione normale, faccio un esempio, Un po' di voce? in una condizione tra virgolette normale, cioè io ho cominciato l'anno scorso, da una famiglia mi è chiamata addirittura 2 volte.
sono riuscito a recuperare i sciami e rinfoltirli. Adesso posso cambiare la regina quando? In primavera? Quando le trova, appena che sono disponibili, Ah, ho capito. perché adesso non ci sono regine nuove. Sì, no, era proprio per capire quando... Quanto vanno prima- cambiate in estate perché Cioè, prima della- a inizio della- stagione non riesce ad avere mai regine disponibili prima del periodo delle Ho sciamature. capito. Cioè non riesci mai ad affrontare la stagione degli sciami con delle regine nuove. Ecco, quello volevo capire. Non ci sono le tempistiche. Cioè, l'allevamento delle regine che noi facciamo in azienda segue quel che sono la biologia delle api quando sciamano. Quindi i tempi sono dettati dalla stagione. Come le api sciamano, noi andiamo indietro con quelle tempistiche lì. Prima Quindi, di maggio prima. no. Scusate, la covato percolata, il telaio va spostato con tutte le api che ci sono, comprese le api, così Sì. Attaccato, sì. Possibilmente se la famiglia dove gli dai la covata è tanto piccola, la covata che vai a dargli bisogna sia coperta, perché non è neanche capace ad accudirla a questa covata. Coperta di api si intende, che sia parte a parte nera di Però api. se la famiglia è un po' più piccola, ma non è proprio misera, e poi lo si fa anche in un periodo dove c'è abbastanza caldo, in aprile si fa una stagione normale di notte, non va così freddo, noi li spostiamo anche in apiario tranquillamente, e quindi scopri un po' quelle che sono le api che sono attaccate e le sposti senza pensieri. ma gli api che vanno dentro nell'alto della... Sì, tornano indietro poi. Quel che bilancia la nuova famiglia è la covata che nasce. Lo scalino lo vedi dopo 10-15 giorni, quando la covata che è tutta chiusa, quindi non ha alcun dispendio da parte della famiglia che vai ad aiutare. Se te gli dessi covata aperta, gli dai lavoro a una famiglia che già non ce la fa, e quindi insomma non funziona così. Anche perché in questa fase entra in gioco anche quel che è il discorso dei fermoni. La regina emana dei fermoni che sono degli odori che le api sentono, ma lo stesso fermone lo emana anche la covata. La covata aperta lo emana molto più forte di quella chiusa, e quindi a una famiglia molto popolata te gli togli la covata chiusa, hai più covata aperta che fa sentire la regina molto vispa. Se te vai togliergli la covata aperta, che è quella giovane, te li fai sentire come solo covata chiusa, hai capito? E quindi c'è questo equilibrio tra covata aperta e chiusa, che è meglio spingerlo verso la covata aperta in una famiglia molto popolosa. Noi normalmente arriviamo a 20 di aprile che abbiamo bilanciato le famiglie che sono su 6 favi di covata, più o meno 6-7, dipende da quanto spinta. Scusa Alessio, nelle prime riunioni si diceva che le api perdono l'orientamento se le spostiamo di molto. Sì. Quindi il telaino con le api che noi spostiamo su un'altra aria, di fatto non perde l'orientamento? Sì. No, le api tornano nell'area Nella- da dove hai tolto la covata. Ok. Le api tornano sempre nel Sempre posto. nell'arnia da cui certo, noi le sì. abbiamo tolte. Sì. Però nel momento in cui noi le spostiamo, e quindi abbiamo detto Ma che sposti le devono api, non aiutare. sposti l'arnia. No, spostiamo il telaino con la covata e diciamo le api, per dare una mano ovviamente anche nell'arnia dove diciamo c'è l'impoverimento, però di fatto questi qui non vanno più via allora. Sì, ma te aiuti la famiglia non con le api che sono attaccate sul favo, ma con la covata che sta nascendo. Che stiamo dando. Esatto. Ok. Te vedi l'azione di quello che hai fatto dopo 2 settimane, quando hai le piccole che nascono da quel favo che gli hai aiutato. D'accordo. Perché è un favo di covata. Il favo di covata quando nasce riempie 3 favi di api più o meno. Comunque è buona cosa spostare telaino con api insieme, non è che dobbiamo... No, oddio, Ok, noi ok. quando spostiamo all'interno del stesso apiario, che lo facciamo con una stagione un po' calda, gli diamo una piccola scrollata al favo, Ok, in modo di non dare api che poi vanno a litigare con quelle di fianco. ok. Spostiamo i favi di covata coperti di api popolati solamente quando lo facciamo un po' in anticipo, tipo fine marzo, però lì lo facciamo da apiari diversi, spostando, cioè noi tipo
sappiamo che abbiamo 2 casse più deboli, andiamo via con un cassettino, con 2 favi di covata ben coperti, ci spostiamo col camion, andiamo fino a là e inseriamo quella covata e le api stanno ferme là. Però se uno lo fa all'interno del stesso apiario, aspetta più avanti nella stagione e li bilancia in quel modo lì. Chiaro che se la famiglia è piccola, darvi tutta covata scoperta non è il massimo. Fedano invece Sì. che aiutarle. Sì, noi aiutiamo sempre un favore a volta, infatti. Questo è uno sciame che sta uscendo dalla cassa e vediamo con che impeto escono. Purtroppo il volume non va bene. Sì, beh, ma spiega a noi. All'interno di queste api sicuramente c'è anche la vicina da qualche parte. Se fosse segnata, è buona cosa, spesso e volentieri uno ha anche la fortuna di vederla. È capitato una volta 2 che ci siamo messi davanti e aspettavamo che passasse e abbiamo preso quasi al volo. Perché se te prendi la regina che se ne sta uscendo, lo sciame gira un attimo, poi torna a casa perché sente che non è la regina con sé. Infatti una tecnica che usano i professionisti, che la sconsiglio a chi non ha ancora tanta maestria, è di tagliare l'ala della regina. Tagliandogli l'ala non è più capace di volare, la regina cade 1 metro davanti alla casetta e lo sciame ritorna, se ne sta un po' in giro e poi dopo 10 minuti se ne torna dentro. Allora perché non prendere un sciame e riportarlo nella sua casetta? Sì, anche quello si può fare, sono tutte tecniche un po' più avanzate che poi si imparano. Tanto bisogna capire da dove è partito lo sciame, perché non sempre si è lì davanti, come in questo caso qua, che si vede. Io arrivo lì, trovo lo sciame lì, da dove è partito, allora devo andare a cercare la cassa che è partito lo sciame. Comunque fa impressione quando sciamano. E prendo lo sciame e posso rimetterlo dentro con una tecnica tutta diversa così. Potrebbe essere che lo sciame che arriva da un'altra parte. Ecco, l'importante è trovare la cassa dove è partito lo sciame, poi si può unire un'altra volta, che dopo magari parte ancora. Se te metti lo sciame nella casetta sbagliata che c'è già una vergine, ti sciama nuovamente, quindi hai fatto tutto per niente. Comunque per far capire, quando esce uno sciame di quelle dimensioni lì, fa un rosio tutto suo che è abbastanza inconfondibile. Una volta tenevamo le api da casa mia dove abitiamo, sarà non so un 50-60 metri più o meno, sì, sul campo. Mia mamma l'una, finito pranzo, ogni giorno diceva guarda che c'avete uno sciame, perché lo sentiva dal suono. Uno sciame in volo fa un rumore che è tutto suo. Uno che non l'ha mai sentito si chiede che cos'è, poi invece uno ci fa l'orecchio. Questo qua è uno sciame che è stato preso abbastanza bene, mi pare, perché se ne sta scendendo nei teleini anche. Vuol dire che la regina è lì e quindi non si alza più in volo. Un bel sciame sto qua. È il tuo, Gerardo? È il tuo? No. Ah, no. Chiaramente l'esperienza la si fa giocandoci un attimo, perché se no noi possiamo spiegare tutto quello che si vuole, ma poi ogni anno, ogni caso è a sé, quindi l'importante è essere abbastanza preparati per gestirla senza spavento, insomma, ecco. Devo superare il momento di paura perché dobbiamo mettersi le mani dentro lì e non con i guanti, perché con i guanti non c'è la sensibilità. Ecco, questa è una cella, scusa, ce la fai? Ecco il cupolino. Infatti adesso vederla. Bravi apicoltori ma tecnici qua un po' lascia a desiderare. Dopo che diamo il voto. Gianni. Un secondo eccola. Questa è una cella che vediamo che l'ha costruita sulla parte bassa del favo, è ancora chiusa, quindi la regina nuova non è ancora nata, manca poco, perché quando è completa così è proprio l'ultimo stadio. Quando sta per nascere si vede che sulla cappella bassa incomincia a rosicchiare i bordi. Quella è proprio quando manca poco.
Vado un po' più avanti. Questa è la sciamana. Ecco, Perché c'è la... lì invece sul fianco alto del favo, ecco, quello lì è un cupolino. Quello lì è una bozza di celle reale con dentro l'uovo, magari anche già schiuso, può essere una larva già con un po' di pappa, da dove comincia ad allevare la cella. Da questa fase a quando nasce ci sono 10-11 giorni più o meno. Quello che prima dicevo di andare a rompere le celle a 5 giorni permette di operare quando sono in questa fase e non quando sono nelle fasi già chiuse, perché a rompere le celle già chiuse la famiglia se ne sta già andando. Invece finché le rompi in questo modo e se hai anche una genetica abbastanza buona, riesci a gestirla che poi smettono di far celle, sentono un po' l'iportazione e dopo se ne vanno sui raccolti. Rompere le celle quando sono già allo stadio avanzato, spesso a volte la regina anche sospende la deposizione, si imbaglia e mettono miele dappertutto sotto e non si intasa e non si smuove più. E là perdi stagione, ti viene nervoso e sì, ti passa anche un po' gli stimoli delle api. Quindi, scusa, la morfologia non è il cupolino, ma ha una specie di buca. Quella qua. Cupolino, quello lì è proprio il cupolino. Non deve avere il cupolino, perciò. No, quello lì va rotto. Quello lì con la leva lo si spacca. Ma non è mica orizzontale. No, quello lì è il favo in mano. Quello lì è sul fianco del teleino. E sono rivolti verso il basso le celle reali. Si intravede già dentro la larva un po' di bianco. Sì. Quindi diciamo già... E sta già quarto, quinto giorno. Il lungherone, esatto. Ma se prendo questo telaio qua e lo metto su una scatola per conto suo? Sì. Sì, però forse a quel punto è meglio prendere, che anche questa è un'altra delle tattiche, quando vedete che le celle ormai sono opercolate, quelle reali, e quindi fra qualche giorno sciama e nasce la regina, a volte un'altra delle tattiche è quella di prendere la regina vecchia come un favo e portare via lei, in maniera che non sciama, perché a quel punto si calmano, nasce la regina nuova, ed eventualmente poi la si sostituisce. Bisogna stare un po' attenti perché quando fai le celle chiuse la regina vecchia si smarma, diventa piccola come una vergine e quindi non le vedi più. Bisogna che siano segnate col marchio sulla schiena, se no non la vedi innanzitutto. E poi quando togli la vecchia bisogna stare molto attenti alle celle che ci sono nella cassa, di romperle tutte lasciandone solamente una. E dopo 5 giorni passare nuovamente a romperle nuovamente tutte e lasciare la stessa che è stata lasciata. Se uno sbaglia in questa fase, sciama comunque. Cioè è un'operazione che si fa, però ci vuole un po' di maestria. La tecnica della sciamatura artificiale funziona, però insomma ci vuole un po' di mano. Dico una regina che è più piccola e scura. C'è una regina da cambiare? Ma queste regine lunghe così che dopo non le fa niente, regine piccole che le fa bene. Tendenzialmente si cerca di utilizzare regine ben sviluppate, però non è che una regina tanto più piccola alle volte sia tanto scarsa. Dipende sempre come poi è stata fecondata, come è stata allevata, quindi... Mentre se si scura perché c'è una carnica. Sì, sei o guidata con dei ceppi di foreste, esatto. Poi fare allevare una regina da queste celle porta avanti sempre la genetica di famiglie che vogliono sciamare. Quindi anche quello non è il massimo, perché comunque è come il gatto che continua a mordersi o il cane che si morde la coda. Noi le marmi che segniamo, che poi mandiamo in allevamento, anche quelle fanno delle celle, però con l'intervento di 1 o 2 volte smettono. Invece famiglie che arrivano a quel punto lì vanno avanti anche un mese, alle volte far celle diventa logorante. Qua vediamo sempre un cupolino, lì sulla parte bassa vediamo tutte le celle, una bassa anche.
Quelle celle lì sono quelle che prima dicevo di andare là con la leva a rompere, in attesa, se no nasce la regina sciama. Anzi, qua vedo anche poche api, probabilmente è anche già sciamata. Sì, ma questa infatti è dopo la sciamatura. Ah, ok, e quella da dove è sciamato? C'erano le celle perché sì. erano sciamate. Sì, spesso una famiglia sciamata e trovi solo la covata chiusa e quella aperta no, perché sono già 4-5 giorni che almeno che ha sospeso la deposizione. Perché si fa piccolina, è pronta per il volo e quindi non depone neanche più. Te quando visiti una famiglia e vedi che fa celle, non c'è più covata fresca e l'unico uovo lo vedi sul cupolino, lì capisci che la regina sta solo aspettando di andarsene. Ecco, sì. Questa qua è una cassa che è appena sciamata, sì. Sta passando a rompere tutte le celle e fare l'operazione che prima mi ha detto. Si dimezza proprio. Sì, si svuota. E poi ci sono apicoltori che hanno tante casette, prima dicevo, e poi hanno il vicino di casa che è mio amico e mi dice ogni anno che davanti alla fila di casette hanno sempre 5-6 sciami attaccati, servono dei lenzuoli. Cos'è che fanno? Vanno via col berretto col frontenino basso, così neanche li vedono. Ma quello non è fare apicoltura secondo me, quello è tenere le api perché uno vuole fare le cose anche più grandi di quelle che è capace. Un bravo apicoltore è quello che gestisce il numero di casette, che riesce a gestire in base alle sue capacità e al suo tempo, gestirle bene, insomma. Gestirle bene vuol dire che dopo hai anche qualche soddisfazione, anche se non le fa come hobby. Non può permettersi di avere 10 casette che diciamo tutte 8-10, vanno gestite con un po' di passione anche, dico io. Uno è i sciami che se ne vanno su quelle piante, creano anche dei danni di immagine a tutto il settore dell'apicoltura, perché poi non tutti piacciono le api e quindi insomma uno gli arriva uno sciame in giardino o nel cassonetto della persiana e cos'è che fa? Insomma, e quindi ci vuole anche un po' di senso civico nel tenere le api. I vigili del fuoco non fanno più interventi, loro chiamano i vigili del fuoco e poi chiamano noi apicoltori. Adesso abbiamo il presidente che è molto appassionato a sciami. Insomma, a me quando mi chiamano mi fa solo perdere tempo perché abbiamo 1000 cose da fare in quel periodo lì. Ecco, immaginate il cassonetto, non bisogna andare, tira fuori il cassonetto, eccolo lì. Adesso vi puoi immaginare in casa, dentro in casa, che uno sia anche un po' che abbia paura delle api, che sia allergico o una cosa o l'altra, e noi apicoltori che andiamo lì a fare un intervento. La differenza da prima sulla pianta, che in 5 minuti si prende lo sciame, e lì dentro vi assicuro che non è semplice, però quando ti chiamano che accetti di andare dobbiamo risolvere il problema, oppure attaccato sotto una cornice. Già, questo qua è un sciame che già lì da un bel po' di tempo, che ha già costruito i suoi favi. Normalmente si attaccano a una pianta come questo, bello altino, quindi fai anche fatica a prenderlo. Però non è che quando si attaccano stanno lì un giorno, le api nel frattempo fanno anche qualche volo in esplorazione, cercano un posto che sia più idoneo della pianta stessa. E infatti cosa succede? Spesso mi chiamano, me o in associazione, dicono c'ho le api in casa, nel cassonetto delle persiane. Te vai là e non c'è niente, ci sono 2 api e basta. Quelle erano le api esploratrici che andavano in cerca di valutare se quel posto lì andava bene a fare un nuovo nido. E cosa succede? Che te vedi uno sciame su quella pianta e dici bene, domani mattina vado a prendere questo sciame. Poi a mezzogiorno non c'è più. Non è che sia tornato nella casetta, quello lì ha cambiato semplicemente posto. E sono questi qua che poi si vedono su quei cornicioni. Non va mai su per un cornicione uno sciame appena esce dalla casetta, va sempre su per una pianta. O un paio del telefono, o robe molto simili. Questi qua sono tutti sciami che poi si sono spostati successivamente. Una curiosità, ma riuscite poi a togliere tutte le celle lì per conservare? No, di solito recuperi le api, la cera viene
chissà tutto. Però per un po'... C'è una cosa che il compressore li butti tutti fuori, la regina compresa. Ma no, uno va lì pian pianino con le leva, con le spazzole, toglie un po' le api, sotto il cassettino. C'è qualcuno che va là con il bidone a stiro tutto, ma la fai marmellata, non resta poco niente. Insomma. Marmellata perfetto. Il mio no. Beh, poi ci sono quelli più esperti che insomma già passione. Sì, però pensate di andare, avete visto che la pianta lì era alta, quindi pensate di andare su lì, portarsi su la cassettina e tutto quanto per recuperare quello sciame lì. Insomma, vabbè, auguri. La piattaforma? Piattaforma, ecco, ma non tutti sono disposti di pagare la piattaforma, dipende dove si trova lo sciame. Se c'è pericoli, il comune ti mette anche a disposizione, poi siamo in cimitero, siamo in qualche parte, a volte il comune ti mette a disposizione la piattaforma se ce l'hanno loro, ma se no... Diciamo che lo scorso anno è stato un anno molto particolare, perché come avete sentito da Alessio e da Giovanni, le api sciamano. È un istinto naturale, ma sciamano quando non hanno più spazio all'interno dell'alveare. Ecco perché bisogna dargli spazio o con il melario o togliendo dei favi e sostituendoli con dei foglicceri in maniera da dargli spazio. Se si interviene preventivamente si riesce a calmare questa febbre sciamatoria. Un altro dei motivi però per cui sciamano è anche le malattie. E questo però avviene magari più avanti, verso fine stagione, perché può capitare di trovare anche delle sciamature ad agosto, a luglio, che non è certamente una sciamatura legata alla mancanza di spazio, perché la febbre sciamatoria è di aprile-maggio, giusto, in quel periodo. Quando succede dopo è perché magari sono piene di varroa. E allora a un certo punto le api decidono di sciamare, abbandonando la covata che è infestata di varroa, e se ne vanno via, è un modo per pulirsi. Lo scorso anno invece le sciamature le abbiamo avute anche per altri motivi, per fame anche. Beh, poi, perché poi ha piovuto 2 mesi, quindi anche gli apicoltori stessi facevano fatica anche a fare tutti gli interventi che abbiamo detto. Esatto. Noi siamo andati sotto la pioggia, ho anche delle foto, ma adesso non è collegato. Con il gazebo, con l'ombrellone, con tutto, cioè rompere le celle sotto l'acqua, però non tutti sono un po' malati come siamo noi, vedono un po' di nuvolo e non vanno, però non intervenendo in quel modo lì sono chiamate tante famiglie, anche da apicoltori bravi che loro rompono le celle, fanno tutte le operazioni che abbiamo detto, però effettivamente il tempo non ha aiutato, dice anche la regina in mezzo, sì. visto? Dov'è che si vede la regina? Tanto per capire. La tempestività degli interventi in quel periodo lì è importante. Uno sa che il sabato pomeriggio e la domenica un paio d'ore le dedica alle api, ha poche casette, insomma è anche un hobby, insomma c'è chi va a calcio, chi va via in bici, chi va dietro le api. Quel periodo lì non è che ci vai una volta al mese e puoi dire ci vado dopo domani, piuttosto non tenere le api. Ci sono periodi dell'anno dove uno può dedicarsi quando vuole, in quella stagione lì no. Avete visto Regina? Sì, vedi, bella guffietta anche. Bella addome, bello lungo, non è macchiata. L'apio di Arcugnano nel tombino, quello lì è rovesciato, cioè era il coperchio del tombino, quindi i favi erano tutti verticali, e mi hanno chiamato perché c'era questo sciame e sono andato a separarlo. Cioè, quando ho aperto il tombino... Ma infatti, ho detto anche bella guffia, infatti ci sono anche i favi già costruiti, quello lì sarà lì da qualche giorno, da 4, 5, 6 giorni, una settimana. I favi qua adesso tutti bianchi, quella lì c'era nuova che ho fatto subito. La vicina si smarra, ma appena fanno i favi si gonfia subito e ricomincia subito a mettere giù uova. Adesso non c'è una foto da vicino, ma su quei favetti lì sicuramente sarà pieno di uova, perché più velocemente ricomincia la deposizione, più velocemente nascono le api nuove e la famiglia ricomincia a svilupparsi. Hanno una specie di
fermone della disperazione di sciami che fa spavento vederli. Hanno un impeto di sviluppo che è il doppio di quello che può essere una famiglia normale. Questa è un'azione per riempire la casetta, ma da cambiare. Beh, insomma... Sì. Non è recuperato più? Questi sciami, sì, allora stavo raccontando prima che lo scorso anno, 2019, è stato un anno particolare proprio per la pioggia e quindi abbiamo ricevuto come associazione tantissime chiamate e ci siamo messi a disposizione perché purtroppo, anche se cercheremo di fare una convenzione con i vigili del fuoco, ma quando i vigili del fuoco sentono parlare di api chiamano l'associazione o danno i riferimenti dell'associazione. Il comune invece di Vicenza chiama, e anche gli altri comuni chiamano i disinfestatori, ma i disinfestatori quando si accorgono che sono api a loro volta chiamano di nuovo gli apicoltori. Questa è una carrellata che avete visto di sciami che sono andato a catturare lo scorso anno mettendosi a disposizione del comune. In alcuni questo era semplice perché mi è bastato scoperchiare il tombino e l'ho messo in una cassetta. Quelli più difficili sono stati quello di quell'albero che avete visto, questo, cioè questa qua è la chiesa di San Lazzaro, non so chi è di Vicenza, immagino la conosca. Eccola qua, vedete lo sciame dov'era? E qua era impossibile andare su con una scala, per cui la parrocchia, perché i vigili del fuoco hanno detto che è un'area privata e quindi non intervenivano, la parrocchia ha affittato un cestello e sono salito con il cestello e ho catturato lo sciame. Mentre quello dell'albero, anche qua è un condominio, anche questo molto alto, sempre lì a laghetto, con una difficoltà perché hanno costruito la cera in mezzo anche agli spuntoni contro i piccioni, per cui la cera era proprio, vedi? E lì, anche lì il condominio ha preso una gru perché era impossibile arrivarci con una scala e anche troppo pericoloso. Questo invece è nel parchetto, quello di prima, adesso non so come fermarle, ma vabbè. Questo è bellissimo perché è un sciame santo, perché è a Monteberico, nel bonsai che c'è nel chiostro di Monteberico, ecco. E questa era una scuola, quello dell'albero, che questo è in Piazza Castello, nel muro che c'è lì in Piazza Castello. Questo è il liceo Quadri, nel giardino del Quadri, con i ragazzi. Questo è al mercato ortofrutticolo, vicino a noi, dove abbiamo l'apiario. Questo invece a San Piero in Gu, in questa villa, dove avevo costruito sia questo nella tapparella che quello su un'altra finestra, e lì c'era una bella piantagione di tigli. E infine, ecco, questo qua, e ce ne sono ancora, ma questa è un'altra a Monteberico, anche qua è una casa privata, e dentro il cassonetto. Quello dell'albero molto alto, invece il comune di Vicenza ha messo a disposizione anche lì un cestello perché era in un parco ed era a luglio, quindi caldissimo, c'erano quasi 40 gradi ed era un parco pubblico vicino allo stadio, non ricordo, via Rispoli mi pare si chiami, e un parco molto frequentato dai bambini. Quando ci hanno avvisato, siamo andati a vedere, abbiamo detto fate attenzione perché con queste temperature, queste lingue di cera molto lunghe, con 40 gradi di temperatura rischia che si sciolga la cera, vedete quanto alto, se cade giù viene fuori un disastro perché lì c'erano i bambini che giocavano. Per cui il comune ha chiuso il parco e il giorno dopo ci ha mandato il cestello e sono andato a prenderlo. Come dicevo prima, quando si prendono non si può lasciare lì la cera, no? Perché sennò tornano le api magari l'anno dopo, per cui si toglie tutto e la cera, che spesso è covata, io la recupero mettendola dentro il contenitore. Recuperi le api e recuperi anche la cera, poi ovviamente quella quando le api sono nate la sciogli e la recuperi.
È molto più facile prendere uno sciame quando è appena uscito, che non ha ancora cominciato a costruire, perché scuoti il ramo o dov'è e cadono tutti nella... Però come diceva, torno al ragionamento di stasera di Alessio, questi hanno tutto l'istinto di sciamare, per cui fai un servizio alla comunità perché non vai intanto ad uccidere le api, le recuperi, però hanno la tendenza a sciamare anche negli anni successivi, per cui l'intervento da fare è quello di sostituire la regina, ovviamente. Questo conviene farlo, perché sennò dovete rifare il lavoro un'altra volta per andare a catturarli ancora. L'associazione con i suoi apicoltori, e spero anche che ci siate anche voi nel futuro, comunque si mette a disposizione della comunità, di chi chiama, perché se no i disinfestatori li uccidono. Abbiamo ancora 2 sciami che non siamo riusciti ad andare a catturare, ma ho detto portate pazienza, e sono anche quelli ancora dentro il cimitero di Vicenza, perché lì era anche quello un bel lavoraccio, smontare e quindi le abbiamo lasciate lì. Ci saranno ancora, vediamo se hanno superato l'inverno, se no primavera andremo a vedere. Però l'anno scorso è stato veramente un anno straordinario di sciamatura. Perché? Per le condizioni e anche perché evidentemente chi aveva questi alveari da cui sono sciamate non ha usato le tattiche che ha descritto stasera Alessio, che non sono difficili, però serve un po' di costanza e di presenza, ecco, e prevenirle prima, perché sennò quando la cella è già chiusa partono, e allora a quel punto forse lo sciame artificiale è l'unica tattica, oppure tagliare l'ala alla regina, come diceva anche Campese l'altra volta, se ricordate, no? Si taglia l'ala alla regina, le api cadono lì, cioè la regina cade e lo sciame si ferma lì o torna addirittura dentro una casetta. Quella regina dopo che ha sciamato, no, lei è viva ancora, ma almeno non va via, però è da cambiare, da sostituire quella, oppure si rimette dentro. Sì, beh, se uno rompe tutte le celle e la trova, può la prende in mano e la rimette nella casetta. Non è che sia senza, viene solo tagliata la punta soltanto. Praticamente hanno 2 coppie di ali le regine. Se gli manca la punta di una, non riesce più a fare la coppia fatta bene, e quindi vola come zoppa, diciamo, e cade lì, non riesce più a involarsi. Un'altra cosa che volevo sottolineare, che forse non è stato detto, quando prendete degli sciami, se sono dei vostri, siete tranquilli, perché se avete fatto tutti i lavori che si doveva fare, sono disinfettate, sono sane. Ma se prendete uno sciame che non si sa da dove arriva, come questi, attenzione, perché potete portarvi a casa. Se quel sciame lì lo portate in apiario vostro, potete portare a casa di tutto, potrebbero essere pieni di malattia. Quindi non è che io vado tranquillamente prendere uno sciame, oddio, ho fatto un sciame in più, una cassa in più. Io quando vado a prendere degli sciami non li porto in apiario da me, li porto distante in un altro luogo, li lascio lì sotto controllo, faccio subito i trattamenti, vedo quanta roba viene giù, potrebbe avere la peste, potrebbe avere tante malattie. Quindi se porto a casa uno sciame che prendo che non so dove arriva, si potrebbe portare a casa parecchia malattia. Potrebbe, se hanno la peste, in pochissimo tempo distruggi tutto, perché entra anche nelle altre casette e vuol dire prendersi senza. Come si fa a capire che hanno la peste? Quando prendi lo sciame non lo capisci, puoi guardare un po' le api come sono ridotte, ma l'unica cosa è portarle in un luogo e lì fare i trattamenti, vedere come reagiscono. Sì, infatti anche queste io le ho prese, tutti
tutti gli sciami li ho portati non insieme alle altre casette, ma avevo la fortuna di avere un altro spazio dove ho messo tutti i nuclei degli sciami catturati, proprio tenendoli distinti dall'apiario, perché non lo puoi sapere all'inizio, puoi vedere se ha varroa, ma se ha altre malattie non le vedi. Sì, poi diciamo che i sciami di aprile e maggio, al di là del discorso genetico di regine che vogliono sciamare di più, sono sciami di abbondanza, sì. Cioè sono famiglie che sciamano perché sono popolose, hanno tanto miele, tanta covata. Gli sciami fuori stagione, quelli sono da evitare. Pericolosi? Quelli sì. Porti a casa di tutto A che distanza devo trovarli questi sciami che prendo dall'apiario? Beh, minimo i 3 km 4, ma possibilmente non vicino a un altro apiario, un altro apicoltore, perché te secca quello Cioè bisogna avere uno spazio sicuro, perché come non voglio far danno sul mio, non devo far danno neanche sul suo. Addirittura 3-4 km. Sì, addirittura il percorso che fanno le api, no? Cioè, calcolate sempre un raggio di 3 km, quindi 3 da una parte e 3 dall'altra. Dalle ricerche che abbiamo fatto in consiglio, addirittura abbiamo affermato assieme ad altri apicoltori, perché vedevamo del miele e nel raggio di 3 km non c'era quel fiore lì. Riuscivano a scavalcare una collina e arrivavano fino a 5 km. È stato fatto un esperimento, cioè è stato fatto una ricerca insieme con Mezzalira, il dottor Mezzalira, che era allora della Forestale, e abbiamo portato su là una cinquantina di casse e abbiamo visto questo tipo di miele, abbiamo girato per 3 km, questo fiore non c'era, abbiamo allargato il giro e sono andati a raccogliere circa 5 km, quindi quando si porta a casa degli sciami metteteli a una certa distanza, insomma. È impossibile trovare su un radio di 5 km che non ci siano api, diciamo, di altre gente? Impossibile non c'è niente. E si fa fatica a sapere se ci sono se io ho quel posto lì che so che posso portare, mi interesso anche di girare, di informarmi, vedere, perché cerchiamo di non creare astio fra apicoltori, perché non va bene. Comunque state sicuri, come diceva Campese l'altra volta, che se li portate da qualche parte e c'è un apicoltore lì vicino, viene a trovarvi per vedere cosa avete, perché ci deve essere anche questa collaborazione, no? Quindi Campese ricordo che raccontava che appunto a Montecchio Brancalcino, mi pare, dove aveva delle casse, qualcuno è arrivato e lui è andato a guardarle insieme proprio per essere anche tranquillo e anche per aiutarlo, quindi per cui c'è una forma di collaborazione sempre. Ricapitoliamo qualcosa sulla sciamatura o è chiaro tutto? Cioè non prendete paura, succede, perché è successo a tutti che le abbiano sciamato, però se si fanno quelle azioni che attenuano, ecco, questa febbre sciamatoria che le api hanno per riprodursi in quel periodo, si mettono in atto quelle accortezze, il problema si risolve. Ricordate che una regina vecchia sciama più facilmente di una nuova. Perché? Perché una regina vecchia ha una decadenza dei feromoni che emette e che fanno sentire l'unità nell'alveare a tutte le api. Quindi più vengono meno la potenza dei feromoni che emette, più le api sentono che è necessario fare una nuova regina e la vecchia se ne andrà via. Ecco perché è di buona norma avere una regina che ha 1 anno di età è più facile che non sciami. Poi dipende. L'anno scorso ho sciamato anche tutte quelle nuove perché l'anno scorso è stato un anno particolare. Il recupero degli sciami è consigliabile farli solamente di giorno oppure magari ringiornire quando... Il recupero di sciami si fa quando si può, però bisognerebbe farli di sera perché lo sciame
quando si posa in un posto e comincia già a costruire le lingue, e poi nei giorni successivi parte delle api vanno in cerca di nettare, quindi le bottinatrici vanno a raccogliere, per cui se tu lo catturi a mezzogiorno, all'1, alle 2, lo sciame, poi alla sera ti ritrovi comunque ancora api. Allora qual è la buona norma? Che se tu vai di giorno, l'importante è riuscire a mettere nella cassetta la regina e lasciarlo lì fino al mattino presto del giorno dopo, in maniera tale che le api che sono in giro tornano sul ramo, poi non sentono la regina, sentono che è giù ed entrano tutte nella casetta. Quando è buio alla sera o al mattino presto la chiudi e la porti via con tutte le api. Se invece vai lì a mezzogiorno, l'una, insomma durante il giorno, e porti via, alla sera stai sicuro che ne trovi altrettante ancora lì, che poi magari si disperdono perché hai portato via la regina, ma... Se invece ti chiamano 5 volte di sabato, quando ti chiamano vai, perché... Poi abbiamo Piero che è un esperto di cattura di sciami perché mi ha insegnato lui. Però si lascia lì la casetta vicino alla pianta, al posto dove in terra? l'avete catturato, fino alla sera. La sera quando è buio chiudete e portate via. Se io recupero uno sciame, devo per forza poi portarlo a 4-5 km da dove ho recuperato? O se lo sciame è lì fermo da un giorno? No, perché non tornano. No, se lo prende nel momento stesso. Dipende da quando sei andato a catturarlo, cioè se è arrivato lì da poco puoi portartelo via senza problemi anche lì vicino perché non tornano. Se invece hanno costruito come questi che avevano costruito, devi portarlo più di 3 km perché le api tornano, giusto? Appena recuperato bisogna fare È l'occasione giusta perché se non c'è covata, non ha nulla, è il momento giusto per fargli un sodio salico coccolato, visto che siamo nel periodo estivo, cioè primaverile, perché non ha covata e quindi è molto efficace. Si diceva che bisogna dichiarare dove c'è l'apiario. Nel momento in cui io prendo uno sciame e lo metto su un altro posto, lontano 3-4 km, devo dichiararlo all'associazione o insomma a chi di dovere? Sella ha usato una parola sola, però se tu porti lo sciame a 3-4 km, lo lasci 2-3 giorni, fai i primi trattamenti, poi lo riporti in apiario tuo, se dipende. Sì, però bisognerebbe, che basta tenerlo via. Bisognerebbe farlo. Io dico comunque. Bisogna farlo perché a Vicenza non abbiamo questa situazione, però i veterinari sono abbastanza tranquilli, però nel Veronese dove è arrivato qualche veterinario nuovo, anche esperto di api, lui va a vedere e quindi se vedono, gli viene segnalato che c'è un apiario e non è dichiarato, l'apicoltore rischia le sanzioni. Sarà un argomento che affronteremo la prossima serata, il 25, che sarà proprio quello della BDA, le dichiarazioni, cosa bisogna fare e anche le norme cosa prescrivono e anche le sanzioni, in maniera che siamo consapevoli di cosa dobbiamo fare. Poi è chiaro che se lo lasci lì un giorno o due fai anche a meno di farlo, però può succedere che vengano a vedere, lo trovano e dicono non era dichiarato. Poi insomma, è uno sciame, per cui uno capisce anche che è uno sciame, però la norma prevede che si dichiari qualsiasi spostamento. Ma praticamente quanto giorni serve perché fa portare? Un giorno o due sono abbastanza. 2 giorni da lasciarlo. Per riportarlo in apiario. Va. Un po' di più. No, sono pochi 2 giorni. Una settimana? Sì. Io sarei dell'idea che si lasci un posto un po' in quarantena, no? Mettendogli dei fogli cerei, anche costruiti, così si vede che tipo di covata fa, se ha problemi con la covata, perché se magari
ha covata calcificata o ha altre malattie, allora nel giro di una settimana, 2 settimane si vede che covata ha depositato e allora si capisce se conviene eliminarlo o lasciarlo là o si può portarlo. Quindi bisogna lasciare che faccia un po' di covata e dopo si vede che cos'ha. Perché se vede che ha covata calcificata non lo porta dall'altra parte, se vede che ha le larve nere, che sono le malattie di cui parleremo quando faremo la serata con Mutinelli, allora è meglio lasciarlo là. Quindi conviene non lasciarlo lì solo 2 giorni, ma aspettare che faccia covata e verificare che tipo di covata ha, che se ha patologie particolari. Io avevo 2 domande a fare. Un po' di voce. Si parlava del cassetto in polistirolo, giusto? Sì. Nel senso, se abbiamo un'arnia già vuota e il legno si può utilizzare quella, senza sicuro il polistirolo è solo perché è leggera, allora si va meglio, è quella la sua utilità. Beh, quando parliamo di cassetto parliamo di nucleo in polistirolo. Sì. Esatto, ma se abbiamo già quelli di legno possiamo evitare di comprare quelli di polistirolo, nel senso. E neanche cosa vendevo? Niente. No, allora sono 2 cose diverse. Allora, le arnie, i nuclei in polistirolo vanno bene per quando si prendono i nuclei, cioè quando si comprano le famiglie di api e sono su 5 favi di solito più il nutritore, no? Più il diaframma. Ma per portarli in produzione si devono spostare su una casetta in legno che va su 9 telaini più il nutritore o il diaframma. Quando è piena la casetta di 9 telaini, 8 di covata più scorta eccetera, è pronta per la produzione e mettere il melario e raccogliere, con la differenza. Può anche succedere anche a noi che magari abbiamo tanti nuclei e non abbiamo casette in legno a sufficienza, si può mettere il melario anche sul nucleo e far miele anche con è chiaro che però è più piccola ed è più ridotta, però si può fare anche con il nucleo. Ci sono i melari per il nucleo, gli escludi regina per il nucleo e si può fare il miele anche con quelli. Però diciamo che la casetta che ha spazio per 10 telai, quindi 9, di solito gestiamo così 9 più un diaframma o il nutritore a tasca, quella ha una potenza diversa del nucleo da 6. Mentre quando parliamo di cassette per la raccolta degli sciami significa utilizzare il nucleo e la cassetta di polistirolo, il nucleo, insomma magari uno vecchio. Io ne ho adattato uno su suggerimento di Piero che mi aveva dato l'idea, no? Mussolini, perché non è sempre semplice quando si vanno a catturare gli sciami, a tagliare tutte, quando hanno costruito, no? E si tagliano le lingue di cera, quelle lingue hanno covata ma hanno anche tanto miele, perché quando sciamano sono piene di miele, quindi come le tagli il miele cola, le api si inzuppano di miele e rischi di fare veramente un macello. Io l'ho visto anche, uno di quei cassonetti era in un bagno. Quindi quel bagno, quando ho cominciato a tagliare le lingue, i favi di cera, che quel miele colava giù, immaginate quanto sporca e quanto si impiasticano, no? Diciamo così, le api di miele, per cui viene fuori un macello. Allora io ho utilizzato un nucleo di polistirolo, gli ho fatto un buco, gli ho fatto una cassetta, adesso non ho la foto qua, sotto, inserito un aspirapolvere, il tubo di un aspirapolvere o di un soffiatore che fa anche da aspiratore, no? Col motore a scoppio, in maniera che aspira da dentro, c'è la rete, viene attenuata e dal lato opposto ho fatto il tubo e ho attaccato il tubo dell'aspirapolvere, per cui con quello riesce ad aspirarle
e mettendo della gomma piuma dentro il nucleo di polistirolo, le api non vengono schiacciate perché l'intensità è ridotta, ed è stato un modo per catturare anche quello sciame in alto, no? Perché tagliare a quell'altezza i favi di cera con le api era un disastro, per cui prima le ho aspirate, anche quello della chiesa di San Lazzaro, prima le ho aspirate, e così quando i favi erano completamente liberi da api li ho tagliati senza tanti problemi. Anche questo è un metodo autodidatta, ecco, diciamo così, se no li vendono ma costano una montagna di soldi. Scusa un attimo, forse il discorso, se io ho un nucleo piccolino perché prendo uno sciame piccolo, è meglio lasciarlo nella casetta di polistirolo, perché affronterà quel nucleo lì, per farlo passare l'inverno lo devo lasciare stretto. Se è piccolino e lo metto in una cassa grande, c'è una dispersione di calore e tutto quello che ci va dietro che fa fatica a passare l'inverno. Se invece lo lasciamo sul cassetto di polistirolo, lo portiamo a 5 favi e quello lì dipende quando si prende lo sciame e quello passa tranquillamente l'inverno. Se invece lo sciame lo prendiamo in aprile, ai primi di aprile, allora lo facciamo in tempo, metterlo in cassa grande e per l'autunno lo portiamo già su 9 favi, su 9 telai, e quindi quello vive tranquillamente e passa l'inverno. Comunque una piccola scorta, secondo quante casse avete di cassettini in polistirolo, bisogna averlo, fa tante robe per necessità. Per gestire l'apiario serve 1, 2, 3 cassetti, non è che costano esagerazione, e quindi qualcosa bisogna avere, del materiale bisogna avere, insomma, perché se c'è uno sciame da prendere bisogna prenderlo subito, non si può lasciarlo lì, che va via. C'è il signore. Sì, volevo sapere come si fa a sostituire la regina. Sostituire una regina comparandola? Sì, ma se la regina nuova che mettiamo uccide quella vecchia, se siamo sicuri. Beh, ora risponde Alessio che è più bravo. No, se te vai a mettere una gabbietta con una regina già feconda in una famiglia che ha ancora la regina vecchia, quella nuova viene uccisa. Bisogna che la famiglia che vai a cambiare la regina si senta orfana. E quindi normalmente noi uccidiamo la vecchia, se si può aspetta anche un paio di giorni e inserisci poi la gabbietta con la vicina nuova. Sì, perché so che quella giovane uccide la vecchia quando nasce dentro le gradi, insomma. Sì, ma te quando vai con la gabbietta per cambiarla, gli metti una regina che non è la sua, quindi loro subito la sentono e la uccidono se c'è quella vecchia. Va bene. Bisogna prendere la cassa, renderla orfana, minimo 2 giorni, quindi perde i suoi odori della regina vecchia e poi si inserisce la regina nuova con la scatolina che si compra, in un paio di giorni la regina esce e quindi loro assorbono la nuova regina e non ci sono problemi. Di norma non la uccidono, di norma. Può succedere un caso su 100, non so, ma raramente insomma accettano. Altre domande? Beh, io qualche giorno fa che sono andato a vedere in apiario ho trovato una cassa vergine, ho trovato una cassa che aveva una cella reale, probabilmente non seguendo quello che diceva Campese, che ricordate, ha detto non andate a guardare le api in questo periodo, no? Ma la tentazione è forte, andando a guardarle avrò probabilmente ucciso la regina muovendo il favo, o è caduta giù dal glomere e quindi ha preso freddo ed è morta. Non me ne ero accorto, ho guardato la cassa e ho trovato una cella, come quelle che avete visto qua, aperta. Quindi vuol dire che c'era una regina vergine, ma una regina vergine in questo periodo che non ci sono fuchi, no, non serve a nulla. Quella cassa lì era destinata a non avere covata e a morire alla fine.
Per cui ho cercato la regina vergine, sono riuscito a trovarla, l'ho uccisa perché a quel punto spiace, ma bisogna far così, e ho unito quella cassa, ho messo dentro un'altra regina che è di una cassa vicino, perché almeno avrebbe cominciato a fare covata, perché le regine vergini in questo periodo no. E regine nuove non ne trovi, come diceva Alessio prima. Se io, adesso facciamo un altro ragionamento, non è un po' di ripasso per certi versi, però i nuovi che hanno voglia di prendere un nucleo. Se adesso io vedessimo un nucleo questa sera, sapete cosa fare? No. Perché l'efficacia dei corsi poi si misura se si passa al lato pratico, perché come avete visto il corso tocca tutti gli argomenti, no? E poi guardate che le lezioni pratiche, mi pare ne abbiamo 3, saranno molto utili proprio per questo. Però il corso deve seguire tutti. La prossima volta parleremo della parte burocratica, la VDA e gli adempimenti. La volta dopo avremo Mutinelli che viene a parlarci delle patologie, di cosa bisogna fare. Però dopo cominceremo a fare la pratica e quindi andremo da Piero, da Mussolini nel suo apiario e ci divideremo in gruppi, perché siamo in tanti, ma ci divideremo penso in 4 gruppi e così una parte farà teoria, una parte andrà ad aprire gli alveari e a vedere i discorsi che abbiamo fatto, concretizzarli, poi faremo il contrario, cioè ci alterneremo in maniera, perché Piero ha mi pare una trentina di casse, però bisogna che ci siano 10 persone, non di più, per gruppetto, perché sennò rischiamo di non essere molto concreti, anche perché poi sia Alessio che Campesi vi faranno anche marchiare le regine, per cui dovrete non le regine, prenderemo magari i fuchi, ecco, o qualche ape per fare la prova. Per cui faremo proprio lezioni pratiche. Però, come dicevo prima, il lato concreto di un corso è anche vedere l'efficacia, quindi vediamo domani mattina un nucleo. Cosa ne fate? Nessuno... Cioè, proviamo a ripassare anche questo, perché cosa ne fate? Quindi vi diamo un nucleo in polistirolo intanto, no? Con una famiglia di api su 5 telai. Primo consiglio, lo smonta dal camion, non prendalo quel coperchio. Cosa è successo? Io prendo quel coperchio e se coperchio tu scappava. Già fatto questo è successo, sì. Allora, buona norma è che quando si comprende il nucleo, un po' armatevi nell'attività di apicoltura anche di quei nastri carta, che sono sempre molto utili, no? Quelli a scotch sempre in abbondanza. Sì, lo scotch è quello di carta largo, perché quando anche trasportate il nucleo, se non è troppo caldo, perché dopo bisogna stare attenti e farlo anche respirare, buona norma è mettersi, attaccare il coperchio con un giro di nastro in verticale, magari intorno, che qualche sobbalzo dell'auto non faccia muovere il coperchio, che magari non è inquadrato bene, vi trovate con la macchina, è già successo, con la macchina piena di api e non è molto piacevole. Qualcuno Quindi, ha dovuto viaggiare in macchina, quella tutta completa, con la maschera che e se per caso trova il vice che ti ferma, chiamava 118 e portava dentro. No, anche perché gli sciami vengono consegnati di notte, sì. E quando è buio le api non vogliono ma camminano e diventano fetenti, perché te sei seduto in macchina che guidi e c'è le api che ti salgono nei pantaloni, dentro la maglia. Non sei simpatico. Quindi lo scotch è molto utile, ecco, però usate quello carta perché attacca e si toglie senza lasciare residui sul nucleo di polistirolo. Quindi un giro di scotch intorno al coperchio. Un altro po' di scotch sull'apertura, perché dobbiamo stare attenti che non si apra il coperchio,
ma siccome anche l'apertura dove vanno dentro le api si muove, bisogna chiudere anche quella con lo scotch, sennò poi escono da là. Poi arrivate a casa e cosa fate? Togliamo lo scotch. Intanto dovete collocare, dovete avere un posto dove mettere il nucleo, no? Quindi all'aperto, magari in giardino, o se avete uno spazio, un campo, cioè dovete trovare una posizione. Vi dico che come associazione ci stiamo anche attivando, speriamo, visto la disponibilità del Comune di Vicenza di darci questi, ve l'avevo anticipato nella volta scorsa mi pare, però ho fatto l'incontro con l'assessore e ci riservano nel Parco della Pace circa 7.000 metri quadrati di area, dove ci pianteranno anche le piante che vogliamo noi, gli abbiamo dato una lista, le piante, le tariffe, faranno uno spazio. Il Parco della Pace è quello dell'ex aeroporto. Ci riservano questi 7.000 metri quadrati e ci fanno una piantagione, ecco, di piante che decidiamo noi, e ce le riserva quest'area per le api. Lì pensavamo di non fare un apiario come abbiamo fatto al mercato, dove portiamo i bambini a vedere le varie scuole, ma di metterlo a disposizione di chi non ha magari un'area dove mettere le api per un periodo, di portare lì, quindi possono portare lì i nuclei o gli alveari, le casette, in maniera che anche noi possiamo aiutarli ad andare a vedere, ed è un modo per portarvi, ecco, ad essere poi autonomi, come hanno fatto anche gli apicoltori a Marostica, che hanno fatto una specie di apiario comunitario dove uno può lasciare lì le arnie, massimo 2 anni, ma in questi 2 anni è seguito, si va insieme a vederle da dei componenti dell'associazione e così si impara, ecco. Quindi se riusciamo dovremmo riuscire a partire anche quest'anno, adesso vediamo la disponibilità. Comunque diciamo che avete l'area, mettete non lo mettete per terra, ricordate che dovete tenerlo alzato, no? Quindi dovete farli o con dei blocchi o con delle traversine di legno, alzarlo da terra 35, 30, 35 centimetri, 40, dipende anche dalla vostra statura, dalla vostra altezza, no? Che se siete piccolini, meglio tirare più bassi, se siete grandi, un po' più alti, perché dopo quando va sui melari, se sono tanto alti e uno è piccolino, alzarli, comunque 35 centimetri più o meno, dopo dai 30 ai 40, insomma questa è l'altezza, no? Poi quando vengono dati i nuclei, ad aprile, aprile, quindi le famiglie stanno crescendo, quindi dovete ispezionarli e guardare quanta covata hanno. Beh, oddio, che di solito gli sciami sono abbastanza, gli sciami quando vengono consegnati sono anche abbastanza bilanciati. Sono 5 favi, normalmente ne hanno 3-4 di covata, tutti ben popolati anche, quindi sono anche abbastanza autonomi di suo. Quando noi li consigliamo sempre sono 5 favi con uno spazio vuoto, sullo spazio vuoto mettiamo foglie cherry intanto, subito l'indomani che appena li hai messi giù. Poi dopo un paio di giorni che le api si sono già ambientate ai posti, hanno fatto il suo orientamento, consigliamo di metterlo in cassa e di trasferirlo in quelle in legno. Sì. Esatto, di travasarlo su quelle di legno, perché il cassettino di polistirolo dopo va riconsegnato in associazione. Sì. E una volta che è nell'arnia di legno va fatto sviluppare, un po' come ha spiegato anche Campese la lezione scorsa. Ma facciamo un ripasso. Ci sono i 5 favi centrali che sono quelli che vi vengono consegnati, poi lentamente allarghiamo di 2 fogli cherry alle 2 parti, se c'è bisogno gli si dà un po' di alimentazione liquida di acqua e zucchero. 1 a 1. Sì, 2 a 2 a 1 anche, che fa c'era non è l'acqua ma è lo zucchero, quindi l'acqua che potete comprare lo sciroppo oppure ve lo fate voi, con 2 kg di zucchero, 1 litro di acqua. Acqua calda, si mescola e si scioglie. Nel giro di un paio di settimane i 2 fogli cherry che abbiamo aggiunti sono abbastanza costruiti, arriviamo in un periodo che siamo intorno anche al 20-25 aprile.
in quel momento inseriamo, se la famiglia è abbastanza sviluppata, altri 1 o 2 fogli cervi, ne portiamo a 8-9. Nel frattempo il nucleo si è sviluppato, bisogna sempre un'occhiata che noi cominci a fare qualche cella, perché i nuclei cos'è che hanno? Hanno uno sviluppo talmente impetuoso che nel giro di una settimana raddoppiano di api, perché c'è tanta covata e tante api e una voglia di svilupparsi molto, molto frenetica, e quindi uno che non ha la mano rischia quasi che gli scappa la situazione. Quindi ogni 5 giorni una bella visita, capisci se i fogli sono costretti o meno, quindi se necessitano di alimentarli un po' di più, un po' di meno, in base anche un po' all'andamento della stagione, quindi facciamo fatica a dare dei consigli da rispettare ben fissi, o anche arrivati in base all'andamento. Comunque normalmente si arriva a fine aprile che il nucleo ha sviluppato tutto il nido e siamo pronti per mettere sul melario che comincia la caccia. E lì quello che abbiamo detto prima, controllare che non facciano celle e il nucleo sia abbastanza sviluppato. Questo è il livello di base, poi ci sono tutte piccole accortezze, come diceva lui, anche già spostare il cassettino in macchina per qualcuno è difficoltoso. Un anno li abbiamo scaricati che li ha presi per i coperchi, si sono aperti api ovunque, sono tutti scappati, siamo rimasti là io e mio papà al buio a raccogliere le api, che è stata una notte che non ci dimentichiamo tanto facilmente. Possiamo pensare che lui, il papà e il sottoscritto 50 becconi ci siamo portati a casa. A testa. Sì. Quindi capite, no? Uno che va lì prende il cassettino di polistirolo, invece prenderlo sotto, lo prende per il coperchio. Mi è caduto sui piedi, api ovunque che mi camminavano. Avevano già fatto il viaggio in camion, quindi sì. no, per un po' ravvista il discorso. E sto qua che vede il cassettino già da insieme, vi immaginate cosa è successo? Una ragazza che era lì, purtroppo aveva anche il fidanzato, non ho potuto intervenire, ma era un po' aperta qua e ne aveva tante. Io mi sono offerto, ma aveva il fidanzato. Comunque la questione dei sciami viene fatta sicuramente dopo di quelle che saranno le visite in apiario, quindi sono tutte piccole cose che saranno viste sull'aspetto pratico poi. Poi vi dovrete adottare anche del materiale, per cui non potete pretendere di andare dalle api a mani nude in questa fase, no? Lo fanno chi è più... quindi maschera, guanti, affumicatore, ricordandovi la leva che è indispensabile, perché non avete idea quando le api riescano, usando la propoli, ad incollare, e se non avete la leva per alzare e per staccare dalla cassa i telaini, veramente con le mani non riuscite, perché li incollano. Ricordatevi di chiudervi quando avete la tuta magari con la cerniera, di chiuderla, perché anche a me è capitato di andare a catturare uno sciame e tagliavo le lingue, ero in una finestra e a un certo punto avevo le api che mi camminavano sul viso, ho detto ma da dove sono entrate? Sono stato calmo, ho preso qualche beccone e mi sono accorto che non avevo chiuso la cerniera, ma si impara da quella volta, non l'ho sempre chiusa. Vabbè, comunque quando faremo la lezione pratica sono tutte cose che le vedrete. Se non avete altre domande, ecco, dopo chiudiamo la serata. I nuclei da dove provengono? Dove vengono presi i nuclei? Mi pare da Magnabosco. No, dico perché bisogna spostarsi. No, ma per quello abbiamo chiesto di prenotarli, no? Per sapere quanti, in maniera che prima che vengano consegnati li portano da qualche parte in maniera da avere la distanza giusta. Cioè non dovete spostarli voi, li spostiamo noi. Ci sono più apicoltori che consegnano, sì. Ci sono 2 o 3 e quindi in base anche dove vanno poi... Cioè se sappiamo dove vanno, cioè chi li prende, gli diamo i nuclei che sono stati presi a una certa distanza al fine di evitare che tornino nell'apiario di origine, perché succede. Basta? Bene, grazie dell'attenzione, spero vi siamo stati utili e ci vediamo allora il 25.